Nico Po Official Channel, mi raccomando iscrivetevi. Da ieri sono disponibili i primi 2 episodi di questo cartone 100% green realizzato da un artista tarantino che è Nicola San Marco, ambientato nell'isola dei Due Mari, che guarda un po' qualcosa ci ricorda, e proprio con l'autore, colui che l'ha pensato tutto questo lavoro, siamo collegati questa mattina. Buongiorno Nicola San Marco. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora Nicola, da ieri via i primi 2 episodi, primi riscontri, dai, raccontaci un po', perché siamo un po' tutti eccitati per questo esordio. Io ho più di voi. Lo immagino. Sono 3 anni di lavoro che finalmente si concretizzano in un primo, approccio al pubblico, e va benissimo, tutto ok, tutto sta andando come previsto, anzi in realtà anche molto positivo, quindi siamo felici. Chiaramente il lavoro non finisce con i primi 2, ma abbiamo ogni martedì un episodio fino a 10 episodi e tanti contenuti extra che verranno oltre i 10 episodi inerenti al cartone animato. Poi si spera, chiaro, che oltre 10 episodi si possa concludere la stagione con i 26 programmati e tutto il resto che speriamo di realizzare quanto prima. Nico, posso farti una domanda alla quale sei libero di non rispondere? Sì, quanto costa produrre questi primi 10 episodi? Allora, in sintesi l'animazione costa tanto, quindi noi abbiamo cercato un po' di fondi privati, un po' nostri, e in totale io credo che il valore attuale comunque di quello che... Non nel dettaglio, ecco, giusto un'idea di massima. 500.000 più o meno, stiamo intorno lì. 500.000 di euro? Di euro, chiaro. Magari fosse di altro. Wow. No, lo dico perché a tutti i genitori che prendono i telefoni e giustamente magari quando hanno bisogno di stendere i loro figli perché non ce la fanno più e gli danno il telefono e gli fanno vedere un cartone, guardate che dietro quel lavoro c'è dietro quel video che tutti chiamiamo 3 anni e mezzo, sì. Capito? Ci sono 3 anni e mezzo di lavoro, 500.000 di euro di spese, di cose, insomma, quindi come dire, proviamo a sostenerli ogni tanto coloro con un piccolo crowdfunding, che ne so, con un azionariato popolare. In realtà noi serve adesso solo vedere YouTube, che è gratis, quindi in realtà non servono soldi, ma servono soltanto visualizzazioni che possono aiutarci a portare avanti il cartone animato. Allora, parliamo invece del cartone animato. Nico Po è un piccolo pescatore dell'isola dei Due Mari, guarda caso, che raccoglie e salva i plasticotti, cioè plastica abbandonata in mare a cui viene data una nuova vita. C'è tanto di green e di educativo. Noi cerchiamo di riportare un attimo quel concetto uso degli oggetti, che poi non a caso Nico Po, i nostri nonni lo facevano. Nico Po ha i nonni nel cartone animato e i nonni erano green, cioè noi abbiamo riscoperto adesso l'utilizzo di alcune cose in maniera costante, però in realtà i nostri nonni lo facevano già senza dire che erano green, quindi loro riutilizzavano, aggiustavano, recuperavano in qualche maniera tutti gli oggetti che avevano, davano valore, ecco, a quello che avevano, in sintesi. Quindi quello che dovremmo fare guardando attraverso il cartone animato, comunque in generale, è riscoprire il valore delle nostre cose, in particolare degli oggetti, soprattutto quelli usa e getta, perché lì è il punto più importante, cioè si gira tutto intorno al consumismo veloce, quindi se Nico può insegnare qualcosa in generale è proprio questo, cioè l'utilizzo sano degli oggetti, ma soprattutto limitare quelli usa e getta. Ora, non è demonizzare la plastica, perché chiaro, la plastica è un'ottima invenzione se guardiamo attentamente anche gli usi ospedalieri, tutto quello che ne viene, però bisogna stare attenti a come viene riciclata innanzitutto, oppure come viene consumata. Quindi una scelta attenta, dal parte del genitore o comunque in generale sull'acquisto fa la differenza poi nel futuro e nel presente, perché in realtà si parla sempre di futuro, ma in realtà è il presente è il problema attuale per noi negli inquinanti. Quindi si potrebbe dire, qualcuno potrebbe pensare sono bravi a parlare, ma in realtà voi avete fatto anche questo. La plastica per voi sono diventate le scenografie di questo racconto. Avremmo speso 2 milioni invece di mezzo se avessimo fatto tutto come fanno tutti gli altri. Invece noi abbiamo utilizzato i rifiuti come materia prima per costruire gli sfondi del cartone animato, quindi quello che vedrete all'interno del cartone animato degli episodi non sono disegnati, i personaggi sono disegnati al computer, ma gli sfondi sono reali, sono costruiti, sono delle miniature costruite nel nostro studio fatta di rifiuti, quindi tutto ciò che vedrete sono rifiuti riutilizzati. Alcune volte si capiscono molto bene, ad esempio ci sono dei tappi quindi degli oggetti che non sono stati cambiati nella loro forma naturale, diciamo così, però in realtà è una forma di origine, ecco,
di produzione, quindi abbiamo cercato di limitare anche l'uso dei colori e utilizzando solo plastiche colorate, grazie a Rexel, che è un centro smistamento di rifiuti qui a Taranto, che ci ha aiutati. E adesso vi dico anche che se andate su quella pagina, sulla pagina di Nico Po Official, troverete anche tanti video, tutorial, non solo le 2 puntate, per trasformare dei materiali di uso comune in una, che ne so, casetta per uccellini, per esempio, oppure in una macchina da giocattolo. Insomma, sosteniamo questo progetto che parla tarantino. Grazie a Nicola Sammarco per essere stato con noi. Buona giornata e in bocca al lupo, Nicola. Grazie.